Un saluto dallo Studio 3, come sempre di DTV, lavoro in corso. Torniamo su un argomento che avevamo già affrontato ed è quello delle fondazioni. Le fondazioni cosa sono, a cosa servono, chi le gestisce e perché. Abbiamo già subito in linea il presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Cesena, Bruno Piraccini, e intanto la saluto Piraccini. Buongiorno a lei. La ringrazio molto di aver accettato il nostro invito, è con me il collega Pietro Caruso, le faremo qualche domanda. Comincio subito, non le voglio far perdere tempo. Prego. Ecco, la fondazione, intanto ci faccio un identikit, una piccola, non biografia, ma insomma un identikit della Fondazione Cassa di Risparmio di Cesena. La Fondazione Cassa di Risparmio di Cesena è una delle 13 fondazioni che hanno mantenuto il controllo ancora, insieme ad altre fondazioni di Lugo di Faenza, di una banca del territorio, una banca locale. Devo dire che in questi anni, diciamo, di difficoltà del sistema di credito, la nostra fondazione è... Un attimo, c'è qualche disturbo, magari la richiamiamo. Ecco, la richiameremo. Pietro, torniamo sulle fondazioni perché? Ma intanto un'informazione importante l'ha già data. Sì. A differenza di altre fondazioni bancarie, la Fondazione della Cassa di Risparmio di Cesena ha ancora il controllo della struttura della banca. Sì. Questo però, da un punto di vista esclusivamente teorico, non è il mondo più auspicabile, perché il principio di separazione è quello che si determina. L'attenuante è che qui si tratta di una cassa di risparmio locale vera, e quindi non stiamo parlando di un gruppo nazionale o di una struttura bancaria che fa parte dei grandi trust finanziari e bancari. Però immagino che quello che chiederemo ancora, se riusciamo a riprendere il contatto, Leonello, con il presidente Piraccini, è soprattutto capire i soldi della fondazione della Cassa di Risparmio di Cesena dove vanno? Dove vanno, sì. Perché è un po' la destinazione d'uso, al di là al cittadino, al telespettatore, interessa capire più ancora che la natura organizzativa e burocratica della fondazione, che è importante sicuramente. No, assolutamente. Però vuol capire qual è la sua funzione sociale. E soprattutto io credo anche un'altra cosa, questo vedremo di scovarla andando avanti, quali sono i criteri da fondazione a fondazione di erogazione? I regolamenti. Perché poi il segreto sta nel capire il regolamento. Nel capire, perché la fondazione di Forlì si muove in un certo modo, quella di Ravenna in un altro modo, che poi avremo il filmato, lo ripetiamo perché l'altra volta non era venuto molto bene, oppure non l'avevamo seguito molto bene. Non l'avevamo dato completo. E poi soprattutto avremo anche un contributo dei bravi colleghi di Parma sulla fondazione di Parma, col presidente della fondazione di Parma, con il quale fra l'altro ci scusiamo adesso perché è un contributo che è stato fatto qualche tempo fa, poi per una serie di problemi tecnici non era andato in onda e oggi finalmente lo recuperiamo. Chiedo alla regia se riusciamo a riprendere, se no noi andiamo avanti, a riprendere contatto con Piraccini. Pronto? Sì? Ecco, ci scusi Presidente, ma c'erano stati problemi, si sentiva. Ecco, lei ci stava dicendo, se vuole proseguire così la seguiamo. No, niente. Continua ad esserci dei problemi, non capisco, sembra quasi che sia fatto un numero attraverso un digitale. Pronto? Non ce la facciamo. E va bene. Allora io direi alla regia intanto che secondo me anche qui recuperiamo una cosa che non era stata sentita nell'altra puntata,
se ti ricordi Pietro, ho intervistato il presidente Pinza, sì, l'onorevole Pinza, e c'era solo una parte secondo me interessante che era quella storica. Io intanto vorrei, se la regia ce lo mette in onda, vorrei sentire questa parte qui, poi speriamo se magari con il presidente Pieraccini, forse è il caso, siccome lo chiamiamo al cellulare, sappiamo che ci sono dei problemi col cellulare, se ha un numero telefonico suo, immagino personale, lo chiamiamo su quel numero telefonico fisso e forse riusciamo a parlare. Intanto andiamo con Pinza, poi vediamo che cosa si può fare. Presidente, le fondazioni, vogliamo affrontare questo tema, le fondazioni, molti credo, o perlomeno la maggioranza, non capisce bene cosa siano le fondazioni, qual è la loro funzione, da che cosa derivino, come in qualche modo vengono emanate. Ci può dare velocemente una spiegazione di che cos'è la fondazione, come nasce e quali sono i suoi fini, i suoi scopi? Ma le fondazioni nascono da un atto di volontà. In tutto il mondo normalmente la fondazione nasce da un atto di donazione o nasce da un testamento, cioè c'è una persona che lascia un patrimonio perché desidera che con quello, con le rendite, quel patrimonio, siano perseguiti degli scopi di utilità sociale. Quindi le fondazioni sono per loro natura una struttura altruistica, cioè non si occupa di problemi propri, si occupa di problemi altrui. In Italia le fondazioni, dopo essere state ignorate per decenni, si ricordava la Fondazione Agnelli, la Fondazione Cini, ma poco più, sono diventate di gran moda quando nel 1990 sono state create le fondazioni bancarie. Cioè quando è stato scorporato una parte del patrimonio della banca e messo dentro una fondazione, in modo da distinguere l'attività di imprese, quella della banca che eroga il credito, dalla redditività e dall'impiego del patrimonio. Di cui sono nate oltre 80 fondazioni che oggi sono il nerbo della struttura delle fondazioni in Italia e che hanno potenziato enormemente l'organizzazione sociale, che è fatta in alcuni casi di socialità pubblica, assistenza, sanità, eccetera, in tanti altri casi di socialità privata, in altri casi ancora cooperative sociali, eccetera, in altri di volontariato e in molti casi di fondazioni. Le fondazioni, nei casi più intelligenti, non cercano di inventare loro un intervento nel sociale o anche nell'economico, possono fare anche questo, ma cercano di sollecitare e di rinforzare le iniziative che vengono dai privati e dai gruppi, sempre iniziative non speculative. C'è un fenomeno che qui in Italia molti politici come dire, hanno la loro fondazione personale, se così si può dire. Ecco, per quale motivo? È per un motivo fiscale, perché hanno un forte potere, perché acquisiscono naturalmente, c'è una specie di fundraising, una raccolta di soldi. Qual è il fenomeno? Come lo si spiega? Ma questo non so se siano molti politici che hanno fondazioni proprie. Ci sono delle fondazioni di cui si sono giovati i partiti, cioè creando delle situazioni collaterali, appunto dei studi collaterali come le fondazioni, che da una parte servivano per fini nobili, cioè per mantenere ferma e alta l'idealità del partito e studiarla. Questa è la base di partenza, tante altre volte servivano per mettere lì dentro soldi e patrimoni con minori costi fiscali, insomma. Ma queste sono brutte fondazioni, queste sono fondazioni di cui varrebbe la pena dimenticarsi rapidamente. Poi ci sono delle belle fondazioni che derivano o da famiglie che hanno voluto dedicare una parte del patrimonio alla collettività, oppure queste, dicevo, le fondazioni bancarie sono frutto di una storia, adesso sta andando a finire molto male, ma la fondazione, per esempio, del Monte dei Paschi era frutto dei risparmi di 500 anni di senesi, che avevano risparmiato e accumulato per tanti anni. Anche le nostre fondazioni normalmente hanno dietro le spalle 100-150 anni di risparmio, cioè di persone che mettevano da parte una piccola cifra, la destinavano alla collettività, mano a mano il patrimonio si è ingrandito e con le rendite oggi si possono fare delle cose importanti. Noi stessi come Fondazione di Forlì, che siamo una fondazione di livello medio-grande,
destiniamo al nostro territorio, che è relativamente piccolo, che sono 200.000 abitanti, oltre 10 milioni all'anno di euro, quindi sono interventi molto forti sull'università, sulla cultura, sull'assistenza, sulle attività produttive, sulle mostre, su tante altre attività. Cioè, volendo, con le fondazioni si fa moltissimo. Nel mondo sono diffusissime e sono considerate un grande segno di modernità. Cioè è qualcosa che non è né l'impresa privata che deve perseguire profitto e neanche l'ente pubblico che è bardato e burocratico, come purtroppo avviene più o meno da tutte le parti. Una volta lo chiamavo un terzo genere, cioè un terzo genere. Se si vuole capire come sono nate, bisogna rileggere la Costituzione. Lì ci furono le tre punte di lancia dell'intelligenza dei monarchici, che erano il barone Lucifero, che ancora esistevano, dei comunisti, ed era l'intellettuale latinista Concetto Marchesi, e della cattolicità, che era un giovane professore che si chiamava Aldo Moro, e loro si misero d'accordo e convennero sul fatto che una società con le fondazioni e con le associazioni è umanamente molto più ricca di una società che abbia solo pubblico e privato. Siamo tornati in studio e abbiamo in linea ancora Bruno Piraccini, il Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Cesena. Presidente, ancora lì? Sì. Buongiorno, sì, sono qui adesso. Pare che funzioni. Sì, adesso pare che funzioni. Riprendiamo da capo, Presidente. Ci rispieghi allora un attimo velocemente la Fondazione Cassa di Risparmio di Cesena, che cos'è, come si muove, come nasce? Beh, innanzitutto la nostra fondazione è nata 170 anni fa e è una delle 13 fondazioni su 80 circa che hanno mantenuto il controllo sulla loro banca conferitaria, e dobbiamo aggiungere che la fondazione è nella Cassa di Risparmio di Cesena, che oggi si è riunita, ha integrato anche la Banca di Romagna, sì, insieme alla Fondazione di Lugo e di Faenza. Sì. La nostra storia è quella di tutte le fondazioni che sono nate dalla divisione tra banca e fondazione nel 90 e continuiamo la nostra attività. Sì. C'è una erogazione, no? Le fondazioni erogano finanziamenti, eccetera. Come si muove sotto questo aspetto? Quanto è se questo si può dire, credo di sì, il capitale che in qualche modo viene erogato annualmente, o una media, insomma, grosso modo, come si... Mi dica, sì, la nostra fondazione in condizioni ordinarie ha una capacità di erogazione di circa 4 milioni di euro all'anno. Sì. Naturalmente in questi anni i dividendi provenienti dal sistema bancario sono diminuiti e in questi anni abbiamo ridotto del 50% circa le nostre erogazioni. Sì. Volevo dire che però il nostro presidio sull'istituzione bancaria, che non è un'interferenza nell'attività della banca, sì, ma è quantomeno la garanzia che l'istituto di credito investa e sostenga il territorio in un momento di crisi come questo, lo riteniamo anche questa un'importante funzione che la Fondazione svolge, mantenendo proprio questo suo ruolo, da una parte in maniera autonoma la propria attività di fondazione nei vari settori previsti e dall'altra parte anche far sì che il cervello della banca, sia pure in maniera autonoma, resti fortemente legato al territorio in cui la banca è nata. Ecco. Presidente, proprio in rapporto a questa vocazione che voi sottolineate del rapporto col territorio, senza entrare troppo, ovviamente, nel tecnicismo, però ci dica alcuni dei principi generali del regolamento col quale voi poi intervenite nella cultura, nella società, nelle attività diciamo sociali del vostro territorio. Cioè un'associazione cesenate o del territorio che chiede un contributo a voi, quali sono i criteri generali a cui date priorità per l'erogazione di fondi?
Come sapete noi abbiamo dei settori che sono quelli dell'arte, della cultura, del volontariato, dell'assistenza sociale, dell'assistenza agli anziani. Li riteniamo come settori principali, ma comunque in questi anni abbiamo messo fra i settori importanti quello dello sviluppo economico e dell'occupazione. Noi ci muoviamo normalmente in questo modo. Da una parte vogliamo seguire tutta la realtà del nostro territorio, cercando di non essere autoreferenziali, ma di essere vicino a coloro che fanno, quindi vicino alle associazioni di volontariato, vicino alla nostra unità sanitaria locale, vicino alle iniziative che l'amministrazione comunale e le amministrazioni comunali svolgono sul territorio, non come sostitutivi, diciamo, dell'azione pubblica, ma come complementari nell'intervento. Il punto fondamentale che in questi anni abbiamo curato particolarmente è stato quello dello sviluppo economico, avendo creato insieme al Comune un incubatore di imprese per i giovani, e abbiamo stiamo promuovendo una società per azioni insieme a altre banche, insieme a enti e società e organizzazioni di categoria, una società per azioni che sia in grado di assumere capitali di rischio di minoranza in start-up o imprese piccole che vogliono accelerare la loro crescita. Certo. Ho capito. Presidente, molto chiaro. Noi la ringraziamo per il suo intervento, ci ha dato una bella descrizione molto articolata della Fondazione Cassa di Risparmio di Cesena. Le auguriamo buon lavoro e poi magari a risentirci se riaffronteremo più avanti il problema. Grazie ancora, Presidente. Grazie a voi, buon lavoro. Grazie mille. Allora Pietro, io sai che mi metto sempre nella parte dall'altra parte e dico, insomma, sì, fanno quella che chiamerebbe il nostro premio di giustizia sociale, no? Questo è il neologismo usato da Matteo Renzi, ma sono dei potentati poi sostanzialmente. Assolutamente sì. Non lo dico in maniera aggressiva o polemica. Sono enti nei quali non sono elettivi di primo grado, ovviamente, in cui una parte della società, dei territori che rappresentano, come si faceva dal Medioevo fino alla fine dell'Ottocento, i probi viri, gli uomini giusti, si mettono insieme e contribuiscono ad attività solidaristiche della società. Credo che le fondazioni abbiano un ruolo, peraltro statutariamente, molto più favorevole alle attività sociali e culturali di quanto non siano gli istituti bancari, hanno un'altra mission. Però, come avevamo già detto in un'altra puntata, forse varrebbe la pena che le fondazioni si alleassero anche per fare delle iniziative sociali e culturali di vasto respiro. Le piccole fondazioni finanziano veramente poco. Poi c'è anche il problema poi andiamo un attimo in pubblicità, la gestione, c'è una scelta, una selezione, no? C'è un presidente, un vicepresidente, la struttura c'è è quella un consiglio d'amministrazione, quella di potere tradizionale, che vengono poi raccolti, diciamo, nelle cerchie ristrette. Mi sembra di sì. Ecco, noi riprenderemo fra poco, siamo al termine di questa prima parte, con un'intervista fatta dalla nostra redattrice, la nostra corrispondente dai nostri corrispondenti, scusate, di Parma. Ma quello lo faremo nella prossima, cioè nella seconda parte. Volevo anticiparlo, che a quanto pare è molto interessante, e poi purtroppo avevo realizzato un'intervista con la vicepresidente
della Fondazione Cassa e Risparmio di Forlì, sì, la dottoressa Monica Fantini, che è contemporaneamente anche direttore generale della Lega Coop Romagna, ecco, che purtroppo tecnicamente è andata persa. Riporterò io, me ne scuso. Potevi anche non dirlo. No, lo dico perché mi dispiace molto, e quindi io, quando mi dispiace una cosa, mi dà fastidio, mi fa innervosire, io ho bisogno di esprimerlo. E quindi adesso andiamo in pubblicità e poi ci rivediamo tra poco proseguiamo sul corso delle fondazioni. A tra poco.